eravamo una famiglia di 10 figlioli, 7 maschi e 3 femmine. Babbo gli era cantonero e gli aveva una forte pensione di guerra. Il suo cervello si toccava così gli era mollo. Dunque si viveva bene. Abbiamo orto, abbiamo le bestie, le capre, vacche, legumi, frutti, abbiamo una vigna. E dunque travagliamo per noi. Et tous les ans, on faisait 300 kilos de farine de castagnina. Avant, les castagnes, on ne les voit plus. Ils sont mezzaforistes. Mais à l'époque, ils erano mettati in piano, au sol, e on perde manco una castagna. Ma va. Grazie a te l'ho andato conosciuto la Corsica. Soprattutto la Corsica io ho 23 anni e la mia moglie aveva 20 anni. Subito dopo la guerra sono stato 39 anni al continente. Allora, quando sono portato a ritirata, non ho mica trovato la Corsica. Cosa volessi? La mia generazione è sparito. Dunque i giovani qui non ti conosciamo mica io. E dunque c'è stato un cambiamento quantunque. E on voulait retourner. Ma c'è una casa troppo grande, non ci mica trovare bene là. Arrivo a Franca. O se no, se noi abbiamo trovato bene, la vendiamo e rotonne. È difficile, direi così. Non è più la gioventù di mo' tempi. Il mondo ha cambiato assai. Mica solamente in Corsica, nel mondo intero.